Peppino, c'è una foto che vi ritrae insieme ad uno degli attori più famosi del mondo. Dove vi siete incontrati e che cosa vi siete detti? Ci racconta l'incontro? Sì, l'incontro è stato che lui viveva qua in una villa H2O di Simonelli, commercialista di Berlusconi, a 200 metri di dove io sono piazzato vendendo il formaggio. E lui veniva con le guardie del corpo a comprare il formaggio. E lì abbiamo fatto degli incontri e i giornalisti hanno approfittato a fare delle interviste. E dopo 3 ore eravamo in internet in tutta l'America. E poi ho continuato altre interviste e ha girato il mio formaggio in tutto il mondo. E poi siamo usciti in vari canali televisivi, anche La Vita in diretta e parecchi canali televisivi, nei giornali, tutti i giornali. Da lì è stata la conoscenza con Giorgio Bruno perché lui faceva un film vicino a Olbia. Lei conosceva già George Clooney? No, l'ho conosciuto qua. Si dice che in seguito a quel primo incontro ci siano stati contatti successivi per un interesse rivolto alla vostra produzione di formaggio. È così? Com'è andata? No. Non sono stati incontri prima di quell'occasione, solo che lui veniva con le guardie del corpo, anche la moglie, la suocera, a comprare il formaggio perché erano in tanti dentro la villa, lì che vivevano in questa villa per 2 mesi e mezzo. Ma nell'ultimo periodo ci sono stati dei contatti per vendite di formaggio? No, vendita di formaggio al minuto sempre al minuto che veniva a comprarlo, però non sono stati, dopo che è andato via non ci sono stati mai contatti, solo che era una brava persona, un cuore d'oro, e lì insomma siamo rimasti amici, perché lui ha fatto delle foto, mi ha messo anche il braccio sopra le spalle, mi ha lasciato anche della mancia, ed è una persona buonissima, un cuore d'oro. Le mandiamo un saluto? Senz'altro, lo saluto cordialmente dal cuore. Benissimo, grazie zio Peppino, a presto. Ciao.